successi in ambito giudiziario che hanno contribuito a creare un muro molto solido, a fare giurisprudenza, insomma, e a mettere, insomma, le cose un po' in chiaro. In tutto questo percorso chiaramente ci sono stati anche episodi più o meno significativi, dico su tutti, sul piano casa, i ricorrenti non erano molti, però visto che c'erano anche del posto, alcuni qualche società immobiliare fuori, li abbiamo messi in bacheca e li abbiamo messi in piazza, come mi sembrava creando un po' di polemica, però queste battaglie sono fatte anche a livello mediatico a volte, non basta la delibera, bisogna proprio anche dare un segnale forte dal punto di vista proprio della linea che si intende seguire. Ma tornando al discorso del fattore immobiliare, c'è qualcosa da dire su Cortina, che sì, il metro quadro vale 20.000 euro, però gli elementi da considerare sono due. Il primo, che oltre l'80% della proprietà immobiliare non appartiene alla gente di Cortina. Quindi questa ricchezza esplosa in pochi decenni, alla fine chi ha fatto i soldi non è stata gente di Cortina, perché era gente sprovveduta, ingenua, non so quanti sono quelli che raccontano di aver ceduto grossi appezzamenti di terra dove poi sono nati condomini in cambio di avere il bagno in casa. Cioè, arrivava un signore, ti faccio il bagno in casa se mi dai questi prati. Bagno in casa magari 60 anni fa era qualcosa che si sognava, e poi su questi prati nascevano i condomini. Quindi noi abbiamo una ferita che in realtà non è mai chiusa, insomma c'è un sentimento un po' di rabbia che cova sotto pelle, ed è un elemento imprescindibile per comprendere la dinamica della comunità di Cortina.